stata la battaglia della mia vita, effettivamente è così. Ho iniziato quando ero Presidente della provincia di Belluno insieme all'allora collega Presidente della provincia di Sondrio Massimo Sertori, poi ci siamo trovati entrambi assessori regionali. Quando è entrato in carica il governo di centrodestra nel 2018, grazie al supporto dell'attuale ministro Giancarlo Giorgetti, siamo riusciti a cambiare la norma nazionale concedendo autonomia per le regioni che avessero legiferato in tal senso per quanto riguarda l'idroelettrico. È stata una battaglia portata avanti con determinazione per lungo tempo quasi in solitaria da Giampaolo Bottacin. L'ex assessore regionale ha sempre sostenuto la necessità di portare Enel in tribunale per ottenere il riconoscimento dei sovraccanoni idroelettrici dovuti in base alla normativa approvata dalla Regione Veneto proprio durante il suo mandato. Una partita assolutamente storica, straordinaria, che vale centinaia di milioni di ricavi all'anno e che quindi può avere una ricaduta oggettiva sul nostro territorio, in modo particolare nel territorio bellunese, visto e considerato che quasi il 70% dell'energia idroelettrica è prodotta in provincia di Belluno. La decisione di Enel di chiudere il contenzioso anche con il Veneto, come già avvenuto in Lombardia, non è casuale. Senza il pagamento delle somme dovute con procedimenti ancora aperti, la società rischierebbe infatti di essere esclusa dalla partecipazione alle future gare per le concessioni idroelettriche. Quale sarà la strategia della Regione Veneto in vista di quelle scadenze è ancora tutto da definire, ma le ipotesi sul tavolo sono almeno 3. O ridare le concessioni, ovviamente a condizioni molto diverse, mi auguro, oppure fare una società in-house, cioè una società interamente della Regione che gestisca tutte le centrali, oppure fare una società mista, pubblico-privata, con i soggetti che dovessero intervenire, sicuramente la Regione, poi dopo deciderà chi sta al governo della Regione con chi, scegliendo un partner tecnico privato che ovviamente porta il know-how di conoscenza di tutto il sistema delle centrali idroelettriche. Dei 99 milioni di euro che Enel verserà alla Regione Veneto, 44 sono destinati alla provincia di Belluno ed è già iniziato il confronto politico su come utilizzare queste risorse. Per il Partito Democratico dovrebbero servire a capitalizzare la futura società che gestirà l'idroelettrico. Di diverso avviso il coordinamento provinciale della Liga Veneta, che propone di investire immediatamente sul potenziamento della viabilità, del trasporto ferroviario e di quello su gomma, non sulle comunità energetiche, puntualizza Franco Roccon, ritenute non prioritarie in questa fase. Sulla destinazione dei fondi però Bottacin preferisce non entrare nel merito. Io ho aperto la strada a tutte le possibilità e non è stato facile perché mi sono trovato tante volte da solo. Però oggi se si riesce a parlare di questo è perché a monte sono state fatte le normative, la legge 27 del 2020 e del 2022 e la legge 24 del 2020 che portano il mio nome e di conseguenza io posso essere soddisfatto perché se ci avessi scommesso all'inizio dei mandati sarei stato scettico anch'io nel portare a casa un risultato del genere perché è assolutamente clamoroso.